A noi è stato consegnato un bilancio che è l'unico ufficiale. Io accenderò brevemente perché poi cederò la parola alla segretaria, anzi vi presento il gruppo che ha la responsabilità di gestire questo movimento. Bontà dei soci hanno eletto me presidente, vicepresidente è stato eletto l'avvocato Palaccorto, segretaria la dottoressa Loredana Rattori, tesoriere Francesca Lista. Quindi questo è il gruppo direttivo del operativo. Poi ci sono i soci fondatori. Non sto qui a elencare, potete andare su Facebook, sul sito e li troverete. Così troverete, come troverete sul sito, ci abbiamo già scritto i motivi che hanno indotto il gruppo a questo giudizio. E quali sono le finalità. Torniamo al bilancio. Noi abbiamo potuto giudicare solo dai dati di bilancio ufficiali. È stato invece proposto poi un documento non ufficiale, non portato a conoscenza della minoranza, nel quale sono state ripartite poi le voci secondo le esigenze, secondo le future esigenze dell'amministrazione. Ma questo non toglie le falsità che se ne dà dentro e andremo nel merito per sommi cavi, perché poi non ci sarà l'autorità a capire. Noi ci ritroviamo un aumento di 40.000 euro su un capitolo allora, titolo 1010101 personale, ci ritroviamo in aumento 40.000 euro. Abbiamo le delibere, le determine con le quali viene autorizzato il pagamento degli straordinari a quelli che hanno lavorato per le elezioni, più ai presidenti di seggio e agli scrutatori. Queste spese vengono imputate al capitolo 10.6 che non ha niente a che vedere col capitolo 10101 10.1. Infatti i pagamenti sono avvenuti su quel capitolo, vuol dire che i soldi erano su quel capitolo. Avrebbe fatto bene il sindaco a riconoscere l'errore e dire in conferenza stampa, anziché accusare noi di ignoranza, dire ci siamo sbagliati a mettere quella posta in quel capitolo, provvederemo alla correzione. Ma si sarebbero ritrovato in questo modo con due poste, una in quella 0101 e l'altra nell'altra, visto che poi nell'altra c'erano i soldi per pagare. E andiamo poi ai servizi sociali. I 7.500 euro che chi ne dice il sindaco sono stati tagliati, perché mi dite che cosa sono il servizio sanitario, e lui dice che non c'entra niente. Mi dite quando va un bambino a cui servono gli occhiali con la possibilità di comprarlo, che avviene? Non è un servizio sociale. Nel momento in cui servono dei farmaci importanti in classe C, dove non c'è la prescrizione e uno ne ha urgente bisogno, non sono quelli i soldi da quel capitolo dare il contributo per comprare i farmaci. E pensate che è più importante comprare un farmaco che non dare 50 euro, perché con il farmaco sicuramente viene finalizzato il contributo. Con tanti uno può farci quello che vuole. Quindi quel capitolo
È importante il piccolo consiglio, perché riguarda quello, riguarda cure primarie, riguarda tanti piccoli aspetti della sanità che viceversa non possono essere soddisfatti. Perché ci siamo preoccupati per quel capitolo dei 40.000 euro? Perché vedete, forse l'unica amministrazione al mondo di 9.600 abitanti che ha bisogno di 4 e 3, 7, 4, 11 amministratori più sindaco, perché abbiamo 4 assessori, 3 consiglieri delegati e 4 consiglieri delegati cittadini. E questo ci sorprende, perché io penso che fra i cittadini, fra le persone, fra i consiglieri, c'è gente che è capace di svolgere quelle funzioni. Quindi non c'era bisogno di ricorrere agli esperti se non per promesse fatte e quindi per uscire da un imbarazzo nel quale il sindaco era caduto. E perché ci ha preoccupato questo? Perché nelle deleghe rilasciate gratuitamente c'è un punto però che dice: potrebbe essere comunque corrisposto il rimborso delle spese eventualmente sostenuto nell'ambito della materia oggetto del suddetto incarico. Questa è una delle delibere. Le delibere sono tutte le stesse. Se 2 più 2 fa 4, abbiamo 7 delegati che hanno esigenze di uscire. Sì, la potete, questa c'è un'altra, sono tutte uguali, quella non so di chi è. Questa è di Fiorello. Sì, potete vedere, sono tutte uguali. C'è anche quella, per la dicitura. C'è anche quella dell'altro Stato, che è uguale, è stato lo stesso modo. E se consideriamo le esigenze di 7 persone, naturalmente, giustamente, possono avere delle spese che giustamente vanno rimborsate. Non si riconosce di fatto un pagamento che è indicato dalla legge, no? Però non si può dare un rimborso specie, è una forma di... Certo, e quindi è comunque un costo economico. Noi ci saremmo aspettati. Noi ci saremmo aspettati, visto che col sindaco abbiamo girato nelle famiglie del disagio e abbiamo constatato lo stato di disagio che c'è nelle famiglie per la crisi che ci ha attanato. Noi ci siamo aspettati che quei 100.000 euro del capitolo per la gestione amministrativa il sindaco l'avesse spostato sul capitolo sociale, perché fortunatamente nessuno di loro ha bisogno delle indennità di carica, ma sicuramente molti cittadini hanno bisogno di sostegno economico in questo momento di crisi. E quindi avremmo ritenuto un atto di generosità e un atto di grande responsabilità di rinunciare alle indennità di funzione a favore del popolo, così come noi avevamo fatto. I cittadini non è che non mi hanno votato o hanno votato lui per qualità, perché io non scendo a queste bassezze, perché poi è la vita che giudica, non certo l'espressione di un individuo. Non è per questo che i cittadini potevano o non potevano votare. I cittadini hanno fatto una scelta che io rispetto, così come da parte degli altri va rispettata la scelta di 2.968 persone. E la scelta di quelle 2.400 che non hanno votato, perché non sappiamo cosa avrebbero stabilito. Quindi tornando al PEG, ecco, ancora, a noi ci preoccupa che si continui a gestire l'amministrazione comunale come è stato gestito in passato, cioè
inventando entrate e facendo spese a fronte di entrate non riscuotibili. E se andiamo sul caso della TOSAP, ad esempio, a meno che il sindaco non vuole riempire Treviso di bancarelle e quindi portare via risorse ai commercianti di Treviso che già sono in grave stato di disagio. Allora, se andiamo sulla tassa dell'occupazione di spazi pubblici, l'anno precedente, non quello passato, l'anno precedente avevo preso 87.000 euro. Di 87.000 euro ne hanno accettato 57,5, c'è stato una minore entrata di 29,5%. Sul bilancio 2011 era stato preventivato un introito di 224.000 euro, sono stati accettati 85,145, c'è stata una riduzione di introito di 138,114. Allora mi dite, a fronte di questi dati, nel momento in cui io mi trovo un aumento di questa tassa, di questo capitolo di entrata, in aumento di 26.000 euro portato a 250.000 euro, che cosa determina un bilancio? Io non chiedo a voi. Così come i diritti delle pubbliche accessioni, che è lo stesso discorso, è stato incrementato di 25.000 euro, ma se andiamo a vedere 35.000 euro preventivate nell'anno precedente sono stati incassati 86, un introito minore di 26,4. Mi dite come si fa a aumentare ancora di 25.000 euro ulteriori? E questo che ci preoccupa il fatto che si crea un'entrata e si preventivano spese a fronte poi di dovrebbe essere prorogato da questo punto di vista. Quindi io faccio come in passato, per cui preventivo entrate, faccio spese, le spese poi non vengono riportate in entrate e il comune si trova nella necessità di anticipare, fare anticipazione di cassa, che hanno portato il comune del Bisaccio a spendere quasi 250.000 euro di interessi passivi. E questo che ci preoccupa. Ecco perché siamo intervenuti. E abbiamo risposto alla Cornellina Mondo, perché così è stato definito la Gazzetta Sud, come se fosse anche perché la presenza del nostro sindaco è costantemente sul giornale. Quindi, se per opportuno vado a raccontare. Il PEG è un documento, quindi, tornando per concludere, è un documento non ufficiale, del quale noi non avevamo conoscenza. Nel momento in cui mi sono rivolto all'amministrazione per avere copie come consigliere di minoranza, è stato detto che era un documento interno, erano appunti del ragioniere che devono essere ancora portati all'approvazione della Giunta, ma dopo l'approvazione del bilancio. Quindi questo documento non ha nessun valore legale. Quindi quello che il sindaco ha detto e le accuse che ha fatto sono infondate e noi non siamo qui per giustificare il nostro comportamento, ma per fare onore alla verità e quindi ancora una volta dimostrare che il nostro sindaco mistifica la verità.